Campione del mondo contro campione d'Europa. Basta questa premessa per descrivere il match stellare, l'ennesimo della storia infinita tra Imoco Volley Conegliano e Igor Novara, in un palaverde esaurito da giorni. È la sfida numero 31 tra le due formazioni. Non c'è un trofeo in palio stavolta, ma lo spettacolo è comunque assicurato per i 5.344 spettatori che fanno da cornice splendida al big match odierno. L'inizio della partita è spettacolare come ci si aspettava, con grande intensità e ritmi elevatissimi. Novara risponde ai tentativi di allungo delle Pantere di casa, puntando molto sulla bulgara Vasileva, finché con il muro e le invenzioni di Capitan Voloz, l'Imoco prova a scappare sul 12-8. Coach Barbolini rivitalizza la squadra con un time out e Capitan Chirichella conduce la sua squadra fino al pareggio a quota 15. A quel punto sale in cattedra il muro di Conegliano con una scatenata Robin de Cruyff che poi mette a segno punti pesanti anche in attacco e Conegliano torna avanti 19-16. C'è un sussulto di Novara che cerca di adeguarsi al ritmo delle Pantere, ma alla fine la squadra di coach Santarelli fa vedere il meglio del suo repertorio con difesa ermetica e gli attacchi di Kim Hill e Paola Egonu, 6 punti per lei nel set, che chiudono il perentorio 25-19. Nel secondo set l'Imoco Volley continua a spingere fortissimo fin dall'inizio con le battute di Sorokaite e di muri di Folie ed Egonu per l'immediato 8-2. Novara non riesce a mettere palloni a terra nonostante coach Barbolini provi anche con i cambi a dare linfa alla squadra. Ma Sorokaite ed Egonu sono scatenate e Conegliano allunga ancora fino al 15-6. L'Igor prova con le battute di Hancock a ricucire uno strappo che si fa sempre più preoccupante per le piemontesi. Ma le Pantere, trascinate dal loro pubblico, non fermano l'ondata. Il muro continua a fare la voce grossa e Conegliano smarcia spedita fino al comodo 25-17, che mette nel carniere giallo-blu anche il secondo set. Il terzo parziale è quasi una passerella per le campionesse d'Italia che impediscono a Novara di reagire fin dall'inizio. 6-3 con le battute di Indre Sorokaite, poi Voloz si diverte ad innescare con colpi spettacolari le sue attaccanti. Bene le centrali giallo-blu, bene anche Kim Hill con 13 punti e Paola Egonu, sempre una sicurezza, l'ex Novara, con 15 punti. Invece gli attaccanti laterali di coach Barbolini faticano molto contro il solido muro veneto e vedono le loro percentuali abbassarsi sempre di più. La miglior interprete sarà Robin de Cruyff, MVP con 12 punti e 5 muri. E alla fine un micidiale turno di servizio di Paola Egonu misto alle prodezze in difesa di De Gennaro, Folie e Sorokaite scavano il solco decisivo sul 21-11. Nonostante gli ingressi di Mlakar e di Julio, le campionesse d'Europa non vanno oltre un'orgogliosa resistenza e Conegliano chiude il 15° 3-0 stagionale su 18 vittorie, che la mantiene saldamente al comando della classifica.